Rigassificatore di Porto Levante, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, la benzina potrebbe costare meno in Veneto in alcune zone. Ma che è esattamente la nostra tesi, la mia tesi, stiamo lavorando su questo dal 2010. Voglio dire che in virtù di quel rigassificatore vorremmo che i veneti pagassero meno la benzina. Lo si può fare, è un diritto, al sud come al solito si è già fatto, vorremmo capire perché non è possibile farlo qui da noi. Per questo motivo c'è anche un ricorso. Il Ministero ha scritto a Bassano sgomberare il Tribunale entro un mese. Io non sono d'accordo, si può ancora dire che in questo paese civile e democratico non sia d'accordo. Non sono d'accordo che un tribunale efficiente che ci dà una causa civile con un tempo medio di 2 anni e mezzo contro i 7 anni e mezzo del Veneto, che è nuovo perché abbiamo investito 12 milioni di euro per realizzarlo e ancora non ci sono neanche i magistrati da quanto nuovo c'è. Mi chiedo come possa essere definito tribunalino e che non serva a una comunità che tra le tante cose ha 600.000 imprese. Fra l'altro sorge in un'area nella quale il fermento economico e imprenditoriale è unico ed ha bisogno di un riferimento come questo. D'altra parte vedo tribunali in giro per l'Italia che con la scusa delle infiltrazioni mafiose, con la scusa della criminalità o di altre scuse sono assolutamente piccoli, non tribunalini, super tribunalini e vengono salvati. Farete qualcosa come Regione? Noi come Regione, oltre a scrivere che ormai sembra che abbiamo scritto i promessi sposi a forza di far lettere, valuteremo anche la possibilità di impugnare, anche per vie legali, di fare qualcosa per salvare il nostro tribunale, che ripeto non è un tribunalino. È una partita vergognosa che questo tribunale venga definito tribunalino e trattato alla stregua di alcune chiusure che erano assolutamente assimilate dalle comunità dove sono presenti perché comunque non davano servizio. Il nostro dà servizio a un'area che è fortemente industrializzata e che ha bisogno di risposte in tempi brevi. Non è un leghista però è sempre un veneto, l'ennesimo insulto su Facebook alla Kang, come veneti è un po' una seccatura in realtà anche. Guardi, io dico che con il ministro Kyenge bisogna confrontarsi, farlo in maniera dura, severa, ma nel rispetto delle regole della civile convivenza e della buona educazione. Tutto quello che va fuori da questo alveo è da condannare senza se e senza ma. Ho l'impressione che a questo punto meno se ne parla, meglio è. Grazie. Ciao ragazzi.